Con l'accusa di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose, 2 persone, un imprenditore e un commerciante, sono stati arrestati dalla mobile a Cosenza. Un container carico di droga è stato intercettato dai finanzieri in servizio nel porto di Gioia Tauro all'interno del cargo proveniente da Seattle e diretto ad Ancona, 4 borsoni con 300 kg di droga. Rinviati a giudizio 4 medici del Policlinico Universitario di Catanzaro per la morte di un anziano avvenuta nel 2014. I sanitari in aula il 18 dicembre dovranno rispondere di omicidio colposo. Si fa sempre più critica la situazione dell'acqua nel Cosentino, il livello dell'Abate Marco continua a scendere, oggi fa registrare un calo di 170 litri al secondo, nessun problema invece per le altre province calabresi. Firmato l'atto per la costruzione della Casa della Salute a Chiaravalle, il sindaco sospende lo sciopero della fame dopo le assicurazioni della regione. Il Cosenza espugna il Granillo e fa suo il derby con la Regina, il Catanzaro liquida l'Acagras con un sonoro 3-1, il Rende pareggia a Fondi, la squadra di Trocini raggiunta nei minuti finali. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro TG, la cronaca in primo piano. A Cosenza gli agenti della squadra mobile hanno arrestato 2 persone, un imprenditore e un commerciante. L'accusa è di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. L'inchiesta condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, i particolari nel nostro servizio. La squadra mobile di Cosenza ha arrestato 2 persone, un imprenditore edile Attilio Chianello, 33 anni, e un commerciante Salvatore Giannone di 51, con l'accusa di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. L'inchiesta che ha portato ai 2 arresti è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Vittima della tentata estorsione sarebbe stato, secondo l'accusa, un imprenditore edile. Chianello, amministratore di fatto di una società, una SRL, impresa a cui la vittima aveva subappaltato alcuni lavori edili riguardanti un appalto pubblico che si era aggiudicato a Rende, avrebbe iniziato a pretendere il pagamento di un'ulteriore somma di 27.000 euro a titolo di saldo, a suo dire, ma in realtà avrebbe avuto finalità estorsiva. A Chianello si sarebbe poi affiancato Giannone, il quale, facendo riferimento alla sua presunta appartenenza alla cosca Perna, sarebbe intervenuto minacciando l'imprenditore con chiare modalità mafiose affinché soddisfacesse subito la richiesta di denaro. Le indagini condotte dagli agenti della mobile Bruzzi e coordinate dalla procura di Catanzaro hanno consentito di raccogliere quelli che gli inquirenti definiscono gravi e determinanti elementi di colpevolezza a carico dell'imprenditore e del commerciante, nei cui confronti poi il giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento restrittivo. Ancora cronaca, oltre 300 kg di cocaina purissima intercettati dai finanzieri nel porto di Gioia Tauro, valore della droga sequestrata 65 milioni di euro, la polvere bianca in un container proveniente da Seattle. Vediamo. Ancora un maxi sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro. Questa volta la polvere bianca era in un container partito da Seattle negli Stati Uniti con transito a Panama e destinazione finale ad Ancona. Ecco i finanzieri di Reggio Calabria insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane mentre aprono il container sospetto, individuato grazie a sofisticate apparecchiature scanner. Il fiuto del cane antidroga conferma che oltre alla merce dichiarata c'è dell'altro e così, nascosti tra fogli di plastica e rulli, vengono rinvenuti 8 borsoni contenenti 271 panetti di cocaina purissima pari a 308 kg. La droga sequestrata, una volta tagliata e messa in commercio, avrebbe fruttato ben 65 milioni di euro. Anche in questo caso il sistema utilizzato dai trafficanti è stato quello del rip-off, che consiste nel riporre immediatamente dietro i portelloni dei container borsoni o trolley da viaggio contenenti panetti di coca, che così possono essere agevolmente prelevati dai trafficanti durante la sosta delle merci. Questa volta però il carico è stato intercettato dalle fiamme gialle. Si susseguono dunque i sequestri di polvere bianca nel porto di Gioia Tauro. Massima
massima attenzione da parte dei finanzieri e della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. L'attività ha consentito di sequestrare nel corso dell'anno ben 2000 kg di cocaina purissima, oltre 1000 solo negli ultimi 2 mesi. A processo 4 medici del Policlinico Universitario di Catanzaro per la morte di un anziano avvenuta nel 2014. Il rinvio a giudizio per i sanitari deciso questa mattina in tribunale. Vediamo. A processo 4 medici del Policlinico Universitario di Germaneto. Il rinvio a giudizio deciso questa mattina dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro Claudio Paris. Al centro della vicenda giudiziaria la morte del 71enne Antonio Occhionorelli, avvenuta il 9 maggio 2014, mentre si trovava ricoverato nel reparto di unità terapia intensiva cardiologica del Policlinico Universitario del capoluogo. L'accusa nei confronti dei sanitari è di omicidio colposo. Il processo a loro carico inizierà il prossimo 18 dicembre. Secondo quanto ricostruito dalla procura, l'anziano, dopo essere stato trasferito dall'ospedale di Soverato nel Policlinico, sarebbe deceduto per una sinergia letale. Il decesso sarebbe sopravvenuto, secondo l'accusa, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione delle regole e raccomandazioni delle linee guida in materia sanitaria. La famiglia Occhionorelli è difesa dagli avvocati Arturo Bova e Antonio Lomonaco del Foro di Catanzaro. A Cosenza adesso aggredito da alcuni detenuti dell'alta sicurezza un assistente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Cosenza. L'agente è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. L'episodio si è verificato ieri nel primo pomeriggio. A darne notizia con un comunicato è il SAPPE, il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria. Sull'accaduto, che è oggetto di accertamenti da parte del personale della polizia penitenziaria, si legge in un comunicato: chiediamo che l'amministrazione assuma provvedimenti disciplinari adeguati nei confronti dei detenuti, fermo restando le valutazioni di carattere penale di competenza dell'autorità giudiziaria. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. È stata ritrovata sanguinante e con escoriazioni in diverse parti del corpo una prostituta di colore a Pizzo Calabro. Ad accorgersi della donna un operatore dell'ANAS che ha visto l'extracomunitaria a terra e ha subito cercato di soccorrerla. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 che ha accompagnato la donna in ospedale e i carabinieri che indagano sull'accaduto. Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe stata aggredita da un cliente. Controlli delle forze dell'ordine nella zona sud di Catanzaro. In via Isonzo questa mattina poliziotti e carabinieri hanno perquisito alcune abitazioni per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica. Numerose anche le perquisizioni che hanno riguardato la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È uscito di casa per andare al lavoro nella tabaccheria di famiglia a soli 200 metri da casa, ma nell'esercizio commerciale non è mai arrivato. Non si hanno più notizie di un 50enne Antonio Tripodi di Santa Domenica di Ricadi nel Vibonese, che da ieri è scomparso nel nulla. I familiari e le forze dell'ordine stanno seguendo ogni traccia per rintracciare l'uomo e cercare di capire cosa sia successo. Si fa sempre più critica la situazione dell'acqua nel Cosentino. Il livello dell'Abate Marco continua a scendere. Oggi fa registrare un calo di 170 litri al secondo. Nessun problema invece per le altre province calabresi. Anna Franchino. L'emergenza idrica nella nostra regione preoccupa e non poco. Forse non tutti hanno contezza della situazione. In Calabria rispetto allo scorso anno si registra una condizione a dir poco allarmante. La situazione più critica riguarda la Calabria settentrionale, dove per esempio il grande acquedotto Abate Marco continua ad erogare sempre meno acqua. Negli ultimi giorni infatti ha fatto registrare un meno 170 litri al secondo, ma la cosa più allarmante è che ogni giorno che passa la portata scende sempre di più. Gli effetti si fanno sentire nei comuni che dipendono, diciamo così, dall'Abate Marco.
La grande sete ha colpito Rende, costretta a fare i conti con una dotazione di 195 litri al secondo, che evidentemente non è sufficiente per soddisfare le esigenze della città. Anche Cosenza soffre con i suoi 240 litri al secondo. Va decisamente meglio nelle altre province della Calabria, dove a pompare il prezioso liquido ci pensano le dighe. Crotone utilizza l'acqua dei laghi della Sila, Catanzaro della diga del Passante e Vibo fronteggia l'emergenza grazie all'Alaco. Come uscire dunque da questa emergenza, atteso che le condizioni climatiche non forniscono alcun aiuto? Toccherà ai tecnici trovare soluzioni che possano garantire ai cittadini nei prossimi mesi. Operazione non proprio semplice. La vicenda dell'ex ospedale di Chiaravalle Centrale, dopo giorni di proteste, il sindaco Donato interrompe lo sciopero della fame. C'è l'accordo per la costruzione della Casa della Salute. Il Dipartimento regionale e l'azienda sanitaria provinciale hanno siglato la convenzione per la riconversione dell'ex ospedale San Biagio. Vediamo. Dopo anni di attesa adesso finalmente c'è la firma per la realizzazione della Casa della Salute a Chiaravalle Centrale, missione compiuta per il sindaco Domenico Donato che per 5 giorni ha attuato lo sciopero della fame. Il primo cittadino, sostenuto dai sindaci di tutto il comprensorio, ha presidiato l'ex ospedale San Biagio per ottenere i passaggi burocratici necessari per l'avvio del nuovo presidio sanitario e così, dopo la protesta e il clamore mediatico, la Regione Calabria e l'azienda sanitaria provinciale hanno siglato la convenzione per la costruzione della nuova Casa della Salute. Dopo la notizia dell'invio da parte dell'ASP dello studio di fattibilità tecnico-sanitario, passaggio necessario per la convenzione siglata dal dirigente regionale Zito e dal direttore dell'ASP Perri, esulta il sindaco Donato. Clima di festa adesso nei locali dell'ex ospedale San Biagio dopo giorni di tensioni e proteste. Chiaravalle avrà finalmente la sua Casa della Salute. È la vittoria di tutti i sindaci del comprensorio che accanto a me hanno creduto in questa lotta leale e corretta e senza creare nessun tipo di strumentalizzazione. La scelta è stata quella vincente. Oggi abbiamo il primo passaggio importante per la realizzazione della Casa della Salute, che non termina sicuramente con la costruzione di questo nuovo immobile, ma che sicuramente sarà determinante e darà i suoi servizi se anche il contenitore darà i suoi risultati. Tutti gli ambulatori, i servizi che saranno poi veramente a dare una risposta vera per quello che deve essere, quello di essere vicino ai cittadini e garantire quello che è un diritto che viene sancito dalla Costituzione, il diritto alla salute. Ora il nostro diario di bordo. Oliverio chiama Irto per sollecitarlo ad indire 2 sedute del Consiglio regionale su altrettanti argomenti tosti, la sanità ed il turismo. Il primo perché il nodo da sciogliere resta il ciao al commissario che nonostante le rassicurazioni del governo non arriva. Da qui la necessità di prendere posizione in maniera forte, schietta ed inequivocabile. L'altro argomento invece è più rilassante, anche se altrettanto tosto. È vero che c'è stato un aumento di presenze nella stagione che si è appena conclusa, ma lo si deve alle bellezze della nostra terra e ad una serie di fattori, diciamo così, esterni. Non già all'organizzazione complessiva che mostra paurosi limiti, che penalizza l'offerta e ci rende meno competitivi, oltre alla qualità delle acque del mare, ancora lontane dagli standard richiesti dai cittadini e soprattutto dai vacanzieri. Sempre per la politica aspira forte il vento congressuale nel Partito Democratico. A Catanzaro l'aspirante segretario provinciale Gianluca Cuda incassa il sostegno dei big del partito. Cuda, sindaco di Pianopoli, è sponsorizzato dal segretario regionale uscente Magorno e dal presidente della giunta Oliverio. A Crotone invece c'è area di bufera per la scelta dell'area Dem, che fa capo al ministro Orlando di non partecipare alla commissione per le regole del congresso, lanciando una pesante accusa ai renziani: hanno occupato il partito. Dalla politica alla cronaca e precisamente a Vibo Valentia, dove la procura ha fatto appello alla sentenza con la quale è stato cancellato il reato associativo che riguarda alcuni esponenti dei Mancuso di Limbadia. Ad impugnare la sentenza è il procuratore Gratteri, secondo il quale i Mancuso sono una famiglia di 'ndrangheta che ha costruito il suo potere con la sua forza intimidatrice.
Nell'ospedale di San Marco invece continua il furto di farmaci salvavita. Questa volta sono stati sottratti i medicinali per un valore di 250.000 euro. Sono stati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa i dettagli dell'evento che il 15 ottobre porterà alla canonizzazione del Beato Angelo Dacri. Vediamo. Il prossimo 15 ottobre la canonizzazione del Beato Angelo Dacri sarà un momento di grande gioia per tutti i calabresi, in particolare per la diocesi di Cosenza Bisignano, che ha scelto il giorno in cui si festeggia San Francesco d'Assisi per comunicare le modalità di partecipazione al grande evento che si svolgerà a Roma, in piazza San Pietro. Il Beato Angelo Dacri, che per il suo modo di rapportarsi al popolo e ai confratelli venne definito l'angelo della pace, rappresenta un esempio per la società di oggi. È un santo che ha portato il Vangelo alle persone, diciamo, ultime, bisognose di avere una parola di speranza, di misericordia, e ha portato soprattutto una grande voglia di comunità, quello che noi oggi manca, di famiglia, di stare insieme, di fraternità. Ecco, lui andava a predicare, però poi tornava in convento. In convento si caricava della parola di Dio, della meditazione, della preghiera, e la portava poi alla gente. Forse a noi oggi manca questo. Per essere attuali e per poter ringraziare veramente il Signore dovremmo ritrovare il gusto di stare insieme. Gesù nel Vangelo dice se vuoi essere mio discepolo smetti di pensare a te stesso, prendi ogni giorno la tua croce e seguimi. Allora questa è l'attualità del Beato Angelo. Ha svuotato se stesso costantemente, si è riempito di Cristo, ha mostrato al mondo di allora e continua a farlo agli uomini di oggi la vittoria di Cristo sulla croce, perché l'immagine del Beato Angelo che tutti conoscono è questo frate imponente che ostenta la croce, il crocifisso, e lo mostra con la piena convinzione che è Lui la nostra salvezza. Il Beato Angelo Dacri, con il suo esempio di vita, ha risposto pienamente a quei valori lasciati all'umanità dal poverello d'Assisi, di cui oggi tutta l'Italia celebra la memoria. Francesco ha fatto un passaggio dall'io al noi, cioè dall'egoismo alla generosità, da una vita chiusa a una vita di fraternità, a una vita insieme alla natura, al creato. Erano tutti fratelli e sorelle, ma perché li vedeva tutti alla luce di Dio. Siamo allo sport, il Cosenza espugna il Granillo e fa suo il derby con la Regina. Il Catanzaro liquida l'Acagras con un sonoro 3-1 e pareggia a Fondi la squadra di Trocini raggiunta nei minuti finali. Vediamo. È arrivata con grave ritardo, ma nel match forse più delicato, la prima vittoria del Cosenza. Un derby non è mai una gara semplice, se poi a sfidare la Regina al Granillo è una squadra con solo 2 punti nel borsone, allora tutto diventa più complicato e meno scontato. Piero Braglia ha preso per mano il Cosenza, lo ha rincuorato e rimodulato secondo i suoi canoni, la sua filosofia. Niente di trascendentale per il momento, sarebbe stato impossibile in pochi giorni e con 3 partite da giocare, solo tanta concretezza e convinzione, elementi che hanno ridato ai rossoblù quella sicurezza che ha messo in difficoltà gli Amarantu. Squadra giovane e brillante la Regina di Maurizi, ma anche inesperta, e nel confronto con un Cosenza, seppur in rodaggio, la differenza di spessore si è vista al di là del risultato. L'assenza di Bianchimano poi, tollerata in altre occasioni, è stata avvertita come non mai al cospetto di una difesa tornata ad essere solida e compatta. E se nel primo tempo gli ospiti hanno girato a largo da Cucchietti, non riuscendo ad andare a segno, la ripresa si è aperta con un forcing più convinto dei silani, vicini al gol con Baclé, anticipato per un soffio, e in rete poco dopo con Mendicino, autore del suo pezzo pregiato, difesa della palla a spalle alla porta e girata imparabile. Il vantaggio ha scalfito le residue certezze del padrone di casa, provocando un assalto arrembante ma poco lucido. L'ingresso di Mungo e Tutino ha offerto al Cosenza le occasioni per chiudere il match in contropiede, palle gol nitide buttate tra le braccia di Cucchietti, che hanno acceso il finale di gara, rendendolo thrilling come si conviene a un derby storico, conquistato dal Cosenza a secco decine di anni al Granillo. Sono contento dei ragazzi che ho trovato, dell'umiltà con cui stanno cercando di uscire da una situazione difficile, perciò mi fa piacere veramente per loro e mi farebbe piacere enormemente che continuassero così. C'erano delle avvisaglie che si potesse fare una partita non di grandissima intensità e da lì anche l'atteggiamento tattico, perché comunque non abbiamo recuperato sicuramente a livello psicofisico da
dalla trasferta di Francavilla, non vedevo la squadra non so, almeno questa è stata la mia impressione, poi non so se è giusta o sbagliata, e quindi di conseguenza abbiamo avuto un atteggiamento tattico diverso per cercare di giocare in maniera diversa, e quindi abbiamo un po' così. Ma quello che in più mi sorprende è proprio, ecco, è stata la mancanza di... ci è mancato qualcosa, sì. Apre e chiude il Catanzaro nella sfida con l'Akragas, ma nel mezzo un po' di paura, forse maggiore di quella consentita dopo il doppio vantaggio conquistato dai giallorossi nei minuti iniziali con le reti di Toni Letizia, bravo a procurarsi e a trasformare il calcio di rigore dell'1-0, e Riggio, abile ad approfittare dell'uscita imperfetta di Vono per mettere in rete il gol del raddoppio. Poi il break degli ospiti, il gol di Sepe ispirato da Salvemini e la pressione costante sulla difesa giallorossa in difficoltà in qualche occasione. Nel finale il risveglio del Catanzaro, gli spazi di posizione di Kunzi per correre verso il gol della sicurezza. Dobbiamo fare meglio alcune situazioni, c'è anche un avversario che a quel punto è diventato, già lo era di per sé, spensierato, quindi loro ormai se la sono giocati perso per perso e quindi sono un attimo sbilanciati, ci hanno creato qualche difficoltà dove abbiamo, soprattutto su alcune situazioni dove non abbiamo difeso bene, e quindi è normale questa sofferenza che si è protratta, ma ritengo che poi la squadra si sia assestata nel secondo tempo e non abbia sofferto più di tanto. Ha provato la fuga sul campo del Fondi anche il Rende, dopo un primo tempo di contenimento, con i padroni di casa alla ricerca disperata quanto confusionaria del gol, il blitz di Vivacqua nella ripresa per la rete del vantaggio. Una furbata che poteva valere i 3 punti e una festa biancorossa rovinata dal bel gol di Mastro Pietro, dalla panchina al pareggio, che tiene in vita i laziali e non entusiasma i biancorossi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. L'aria instabile presente sul canale di Sicilia sta lentamente allontanandosi verso il Nord Africa, colmandosi, continuando però a provocare piogge sparse più frequenti sulla Calabria meridionale e sui versanti ionici. Un miglioramento più deciso si attende a partire da giovedì, quando gli eventuali fenomeni instabili si limiteranno solo alle zone montuose dell'Appennino calabrese centro-meridionale. Diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore. Giovedì poco o al più parzialmente nuvoloso solo su versanti ionici reggine e catanzaresi e sul crotonese. Possibili isolati piovaschi sparsi su Serre Vibonesi, Aspromonte e Sila Piccola. Altrove sereno o poco nuvoloso senza fenomeni degni di nota. Temperature in ulteriore lieve aumento. Analizziamo adesso lo stato di mari e venti. Giovedì mari poco mossi, tranne lo Ionio Reggina e Catanzarese, nonché lo Stretto di Messina, che saranno mossi. Venti che durante la giornata tenderanno a disporsi da nord deboli sul Tirreno, da ovest sempre deboli sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. La puntata odierna termina qui, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, ad Enzo Leonetti in messa in onda, a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.